Amici di Radio Guest, questa settimana siamo con un nuovo ospite, parliamo di eventi. Andrea Buzzai, detto Buzz per gli amici. Ciao Andrea, benvenuto in Radio Guest. Ciao Igor, grazie dell'invito. Andrea, prima di essere un grande organizzatore del Pordenonese, della città di Pordenone, ma non solo, chi è? Come nasce l'organizzatore Andrea Buzzai? Ho fatto la gavetta quando ero ancora a scuola, come i primi PR, quindi si portavano in giro gli inviti, si invitavano gli amici e piano piano da lì è nata un po' la passione, anche la questione di poter guadagnare qualche soldino quando si era a scuola e l'università, insomma. Quindi con le prime feste, i primi eventi studenteschi. Da lì ho cominciato a organizzare qualche festicciola per gli amici, qualche evento nei locali, quindi l'importanza all'epoca era un po' più che si sentiva il peso di organizzare qualcosa nei locali, e dopo col passare degli anni mi sono un po' ritagliato una fetta di mercato che gli attuali PR o altro non si erano ancora guardati dal fare. Un giorno, bevendo un caffè, mi parlavi anche di esperienze all'estero. Sono stato un po' all'estero per vari lavori, soprattutto legati comunque alla pubblicità, video, shooting, e quindi tutta la parte logistica organizzativa. Chiaramente il mio bagaglio si è mischiato con queste realtà di broadcasting e quindi chiaramente lì ho capito vari modi di poter lavorare, di poter sintetizzare i due mondi sostanzialmente insieme. Quindi si parla anche di comunicazione, di eventi. Adesso Andrea Buzzai, detto il Buzz, ha un'organizzazione vera e propria. Ci parli della tua organizzazione eventi, della tua struttura quindi? La mia struttura principalmente sono io nella mia figura, sostanzialmente mi occupo dell'ideazione e di contattare i vari clienti per poter fare la realizzazione dei vari eventi. Dopo chiaramente in base all'importanza e alla grandezza dell'evento mi appoggio ad altre strutture o altri colleghi che organizzano come me magari altri eventi, ma si dedicano più ad altri aspetti magari relativi al food, al beverage o per quanto riguarda service. Il genere dei tuoi eventi quali sono? Modaioli o magari anche un aspetto culturale, culinario? Sono un po' a 360, principalmente sono nati dagli aperitivi agli eventi modaioli con un target adulto, per poi svilupparsi su lancio di brand o comunque di locali che in fase di startup. Naturalmente prima di chiamarti mi sono un po' documentato su di te, ho visto che c'è un progetto che si chiama Chilometro Zero, ho visto l'estate in piazza della tua città, stai già organizzando il prossimo Natale, ma il Buzz come si sta organizzando in questo anno così difficile, caratterizzato da quello che tutti ormai sappiamo, dalle restrizioni, e naturalmente l'anno è quasi finito, quindi si penserà sicuramente al 2021. Io collaboro per quanto riguarda gli eventi che hai appena nominato, con l'Associazione Sviluppo e Territorio, che è un'associazione collegata ad Ascom per l'organizzazione degli eventi nella città di Pordenone. Per quanto riguarda il progetto Chilometro Zero, ho una collaborazione con altri ragazzi del settore col quale abbiamo partorito questa idea di Chilometro Zero con Luca Salvador dell'Elephant Communication, col quale durante il lockdown ci siamo sentiti più volte, e da lì, insieme a una struttura più complessa di altri ragazzi appoggiati ad un'associazione, abbiamo creato questo evento in Piancavallo, sostanzialmente, che ha avuto un grande successo per l'estate. Rimarrà al momento un punto fisso per l'estate del 2021. Chiaramente, per quello che sta succedendo in questo preciso momento, le idee penso non si allontaneranno tanto da quello che abbiamo fatto quest'estate, sperando di essere più liberi sicuramente di fare altro. L'inverno purtroppo è ancora lungo e quindi dovremo capire cosa succederà col nuovo anno. Per quanto riguarda invece la parte relativa a Natale, stiamo pensando a qualcosa di nuovo, di diffuso, che non crei assembramenti, ma che dia la voglia comunque alla gente di uscire di casa. Per te, per tutti i tuoi collaboratori, è molto importante l'aspetto sociale, che la gente si trovi bene. Chilometro Zero si riferisce alle famiglie, come anche all'organizzazione naturalmente del Natale e tante altre cose. I valori principali della tua organizzazione di eventi, quali sono quindi i valori del Buzz? I valori, in questo momento qua, soprattutto di sicurezza, e quindi chiaramente che siano eventi che rispettino le normative che ci sono. E chiaramente eventi a 360 dove è possibile, chiaramente negli ampi spazi, per dare comunque la possibilità anche a chi ha famiglia, a chi ha i bambini, di poter uscire, comunque avere dei momenti in cui svagarsi e per incontrare altre persone
ed essere nella sicurezza che i bambini possono comunque giocare o essere all'aperto in tranquillità. Chiaro, questi sono i main event, dopo chiaramente tutta una serie di eventi più, chiamiamo, più piccoli, diciamo, che si svolgono all'interno della città o a Pordenone o anche a Lignano, che sono in fase di rivisitazione per poter incontrare le nuove norme. Ecco. Ho paura, temo che comunque ci sarà qualche vincolo che veramente ci costringerà a concentrarci direttamente sulla primavera. Certo, naturalmente noi ci auguriamo o di no che ci siano, diciamo, delle parentesi o comunque un po' di flessibilità per poter realizzare questi eventi, perché c'è chi lavora come te e tutta la tua filiera che ha bisogno di lavorare, ma c'è anche una bella fetta di pubblico, di cittadini che ha bisogno di uscire e fare gli eventi. Sicuramente in sicurezza, come stai organizzando tu, però comunque c'è questo bisogno. Speriamo che non venga completamente soffocato, che siamo costretti a pensare al prossimo anno. Concludiamo ringraziando i partners del Boots. Diciamo, tra i partner o i collaboratori c'ho sicuramente, come dicevo, l'Associazione Sviluppo e Territorio, Chilometro Zero Italia, con l'agenzia Enel in primis, e Luca Salvador, col quale collaboro assiduamente da un anno a questa parte. Dopo ci sono una serie di clienti che li ringrazio tutti sostanzialmente. Ovviamente noi ti facciamo gli auguri per le tue imprese, perché ormai si parla veramente di impresa quando si tratta di organizzare un evento di questi tempi, comunque per tutti i tuoi progetti, e ovviamente ci auguriamo presto. Grazie ancora di essere stato qua a Radio Angast. Progetti dove vogliamo divertirci e divertirci in sicurezza.